Io ho lavorato per tanti anni con Luciano Benetton e ho fiducia di lui. Positivo. Siamo fiduciose. Due assemblee in mattinata a Castrette, la replica nel pomeriggio a Ponzano. Sindacati e lavoratori sanno che alla Benetton la situazione non è semplice, ma si continua a respirare aria di ottimismo, a cui ha contribuito non poco l'annuncio del rientro di patron Luciano. E le comunicazioni fatte ieri dall'azienda e riportate oggi ai dipendenti sono confortanti. L'azienda ci ha comunicato sostanzialmente che effettivamente c'è una situazione molto pesante, molto critica, ma che hanno già una visione di che cosa si dovrà fare. Si è parlato quindi di nuove collezioni, di aggredire nuovi mercati, di una riorganizzazione dell'organizzazione interna appunto dei lavoratori e quindi di che cosa sperano di fare per il futuro. L'organico dei dipendenti, ha fatto sapere l'azienda, non verrà toccato. Loro non ci hanno parlato assolutamente di tagli, anzi hanno dichiarato che non ci saranno i tagli. Situazione difficile, ma le condizioni per il rilancio ci sono, commenta Nicola Brancher, segretario generale della FEMCA CISL, sulla stessa linea la segretaria della Filtem. Io sono fiduciosa su quanto emergerà, anche perché lo dobbiamo essere per il futuro di questa azienda. Questa azienda occupa 1400 dipendenti, non scordiamocelo, senza considerare tutto l'indotto, ed è un'azienda molto importante per il territorio appunto trevigiano, e quindi tutti si augurano che ci sia insomma il ritorno della grande Benetton.